uè, hanno fatto sto marone gol, si sono abbracciati tutto quanto, va a mocca. Non lo volete capire, e non lo volete capire. Io non mi posso dare una partita Eintracht Basile. Sinceramente, cioè, ho acceso giusto per vedere se stavano giocando, e stanno giocando. Si spingono, si fanno, si danno i vasi a mocca, e non lo volete capire. Cioè, ma il caso Rugani vi ha dato un attimo quella sensazione? Dybala ha abbracciato tutta la panchina, tutto il mucchione, e adesso tutta la Juve in quarantena, anche l'Inter in quarantena. Non vi è bastato, voi e UEFA. Gabbiadini ha aggiunto così: 3 giocatori del Leicester. Manchester City e Arsenal non si è giocato perché l'Arsenal aveva stretto la mano a quello là, gli avversari dell'Europa League, che l'aveva pigliata, così. Mo' i giocatori del Real Madrid in quarantena, è l'unica per far ragionare la UEFA. La vogliamo finire? A me fa piacere le partite. Mi rilasso, mi diverto e ci divertiamo un attimo. No, bisogna fermare. Ieri il Liverpool con 60.000 persone. La partita peggio. Paris Saint-Germain ancora più cretini. Porte chiuse, ma fuori gli assembramenti con i fuochi d'artificio, tutto uno uguale a... No, voi siete scemi. Siete scemi, perché non prendete esempio dai nostri errori. Li abbiamo fatti noi per primi, siamo stati noi le cavie, l'abbiamo preso sotto gamba. Adesso lo vedete quello che sta succedendo? Vi volete fermare un attimo? No, non vi fermate. Deve scappare il morto eccellente. Questo deve scappare, perché finora stanno morendo persone anziane, non vi interessa. Dovete vendere le partite. Questo è. Deve scappare il morto eccellente. Deve morire Cristiano Ronaldo. Perché Cristiano Ronaldo è in quarantena. Ma quelli non muoiono, perché quelli hanno i soldi per potersi fare le eventuali cure private dove cazzo vogliono loro. Capite? Che se ci sono i blocchi dell'aerei, loro vanno con gli aerei privati. Dove sta Cristiano Ronaldo? In Portogallo se n'è andato. Capite perché è difficile avere una tranquillità e un'uniformità di giudizio e di decisioni nelle partite? Cioè, non si può fare. Lo stesso Trump adesso ha fatto le sue dichiarazioni. Voi vi credete che Trump veramente sta evaluando il problema? Non lo sta evaluando, ha detto no, ma noi siamo forti economicamente, questa cosa andrà tutto bene e non vi preoccupate, chiudiamo gli arrivi dall'Europa, però dall'Inghilterra potete venire, come se in Inghilterra non ci fossero casi, come se loro fossero immuni, perché dice è un'isola, ma comunque si arriva con la macchina via Manica. Idioti che non siete altro. Allora ci sono altri interessi dietro che non vi fate capire. Il discorso di Trump è stato solo un discorso pro elezioni. Siamo fortissimi, guardate quante non c'è disoccupazione, guardate quanti posti di lavoro, l'economia resisterà, questa cosa. Noi abbiamo chiuso gli aeroporti dall'Europa per 30 giorni, stiamo a posto. Intanto io mi autoquaranteno qua. Da New York, Valero Fluido e tutto, io mi autoquaranteno perché qua non si sono resi conto ancora e i casi si stanno cominciando a diffondere a macchia d'olio e qua la gente, credetemi, sono carnali come a Napoli quando ci abbracciamo, handshake 3 ore così, poi fanno tutti sti struzzati. Si diffonde alla grande e quindi no. E quindi come si chiama? La mucchina va bene, la mascherina rossa. A mucchina e mammat, mascherina e mammat, ma proprio quando uno deve andare a fare la spesa, altrimenti saltano serate, salta lavoro, salta tutto. Io mi devo vedere i fatti miei, purtroppo, se non lo capisco, se non lo costringe il governo con le misure come si sta adottando in Italia, lo dobbiamo autofare e quindi mi rivolgo anche a tutti gli altri nel mondo. Non solo in Italia, lo so che voi mi seguite da tutte le parti, dal Messico, dall'Inghilterra, dalla Germania. Voglio, varitevi i fatti vostri ed evitate di fare eroismi stupidi che non portano a niente. Dobbiamo calmarci perché se ci calmiamo tutti quanti, probabilmente ne usciamo fuori prima, come è successo in Cina, che hanno esultato per l'ultimo paziente guarito di MES, però hanno avuto la polizia che gli sparava in faccia se uscivano, le famose immagini, guardate cosa sta succedendo in Cina, così bisogna fare, perché l'uomo non è in grado di autoregolamentarsi e siamo refrattari alle regole, è così, perché non ce la faccio più, già fa passeggiare, no, devono essere casi eccezionali, di comprovata necessità e basta, ma mi vedo questa partita, ma come avete a fare, non mi interessa, poi non si finirà questo torneo, quindi come avete a fare, Gabbiadini.
Gabbiadini significa Sampdoria, significa anche Verona, significa tutti gli arbitri e tutto lo staff, è in tutta Italia. Dobbiamo calmare. Adesso evitare il panico perché i casi continueranno a salire, quindi bisogna evitare il panico da numeri. I casi continueranno a salire perché c'è stato l'esodo dal nord. A proposito di nord, ma è mai possibile che Gasperini non si chiava una lingua in culo? Noi qua al settentrione siamo bravi, ne voglio immaginare che succedeva a Roma e a Napoli. Senti, gli chiesto un po' a ziriceria. Io che sono di Napoli posso dire i problemi che abbiamo e alla fine puoi avere ragione per quanto riguarda le strutture, ma non è colpa nostra, che tu dici così. Da Napoli stanno venendo le soluzioni innovative con sperimentazioni di farmaci per altre cose, per l'artrosi, per il reumatismo, ma ricordo, non so, che stanno dando degli ottimi frutti. Qui devi ringraziare quella del Cutugno. Se a te Venet potremmo fare una sperimentazione che ti può salvare la vita, caro Gasperini, fai come Klopp. Se ti fanno le domande sul coronavirus, dici non ne so niente, non perché sono famoso vi devo dare la mia opinione. Fate come Klopp, non fate come Gasperini e non fate come Van Dijk che ha detto, ma vabbè, Rugani, sì, ma Rugani sta a Torino, a me che mi interessa. 3 casi nel Leicester, 3 casi nel Leicester, non faccio manco come si dice. Con ma volimmo mettere no. Vi credete che siete immuni in Inghilterra? Non è così. In Germania non è così. Vi dovete rendere conto, è pandemico. Quando è pandemico non significa che è più grave, ma significa che è ovunque. Quindi ovunque bisogna prendere delle precauzioni. Sono un po', vi vedete un po' teso, è perché è così. Perché che quando uno si sente poi circondato dalla stupidità non riguarda più te, non sei più tu il responsabile di te stesso, perché purtroppo gli altri portano in giro questa cosa e quindi là vado in freva perché io voglio sentire a mamma e a papà che stanno buone, non li voglio sentire preoccupati e voglio che tornino a fare la vita normale. Non ho pulito capire, non fa niente, va bene, quando finirà tireremo le somme e parleremo di più, ma per ora ci calmiamo un attimo e vedremo quello che si può fare. Rugani.